No, I'm not a writer. Ok, questo è il tempietto di Villa Barbaro. Eh sì, è qua tutto by Palladio, zona trevigiana. C'è anche il tempio di Palladiano che è molto bello, che c'ero stato da tornare. E Villa Barbaro, adesso andiamo a vedere. Barco della Regina Cornaro, itinerario cicloturistico. È tutto molto bello, che possiamo visitare tutto, o sì? Eccoci arrivati. Ma c'è un'entrata da qualche parte? Ho letto lì che c'è la freccia a destra, però io arrivo da là e io non mi ricordo di averla vista. Però, beh, Dalla casina rossa di là. sì, dove stanno uscendo quei ragazzi lì. Sì, penso di sì. Qui Sì. la porta non c'è. No. Vabbè, però la porta da qui. Perché biglietti, sì, puoi fare anche la visita guidata. Vietato l'accesso, ma i ragazzi c'erano prima là. Devo tenerti in braccio, Amy. Cosa hai visto tu? Hai visto le cose? Ok, la situazione è anche semplice. Digli, Amy, noi non abbiamo voglia di venire in braccio, perché bisogna tenere il cane pericoloso in braccio. E ci dà fastidio entrare senza fare i filmini. No, aspetta, ma a parte i cavetti qua, vabbè che stavo montando i video, ma cavolo, ho finito sta puntina con 2 minuti e 50 e quindi cosa facciamo, cane? Sto registrando con Scarface. Boh, butto altri video di altre robe. Sì, qua era dove Amy, io e te siamo andati al lago di Barcis, quindi niente, è un anticipo della prossima puntina che è il lago di Barcis. Siamo andati in una specie di area sosta camper, gratuità. Cosa fai? Cosa c'è? Chi c'è? Dimmi, Amy, cosa hai visto? Ok. Dimmi, Oco, cosa c'è? Ok, quindi ora per mantenere il casino, diciamo, torniamo indietro nel tempo, metto dei dietro alle quinte per poi ricontinuare con un'altra puntina col lago di Barcis. Sì, un casino perfetto, sì. Che carini. Hanno appena mandato la municipale, no, per il terzo grado, come quella volta con la Guardia di Finanza, no? Però sono stati talmente gentili, talmente carini, cioè che io ho dato la massima della mia disponibilità, della mia simpatia e tutto quanto, e cicicocò, un po' di sale, eccetera, eccetera.
Niente, terzo grado, tipo carta d'identità, documenti del camper, assicurazione, sì vabbè ci hanno provato a trovare qualcosa che non va, non c'era proprio niente ragazzi. E gli scarichi nelle aree apposite. E dorme qua, Cici Cocò, e perché, bla bla bla, Cici Cocò, ho spiegato un po' la storiella e basta, insomma poi ho voluto lasciargli il numero di cellulare, vedi, è giusto sempre anche comportarsi bene con chi si comporta bene e gli ho anche spiegato che io sono l'unica persona che si avvicina al camper e poi mai troveranno qualcuno che entra nel camper a posto mio, quindi se troveranno qualcuno nelle vicinanze che gli dice no mi ha mandato, loro sanno già, si sono scritti giù che assolutamente no. Quindi insomma è una sicurezza in più. Beh, tieni conto io sono parcheggiato qua davanti alla polizia, no? La maggior parte delle volte. Questo per pigrizia, come ho detto anche a loro, perché cazzo sono vicino all'attuale lavoro, quindi sai, vedi, non devo prendere la bici, non devo muovere il camper e vado a piedi al lavoro. Solo per quello, perché sennò sì, ci sarebbero posti ancora più belli, potrei andare al mare e in tanti altri posti fighi. Però qua a Jesolo è molto pericoloso, c'è molta delinquenza e delinquenza anche cattiva. Cioè qui ti ho detto all'altro ragazzo gli sono entrati in casa il pomeriggio e l'hanno bastonato in testa, è finito il pronto soccorso. E quindi è sempre meglio finché si è qui stare in posti sicuri. E così mi sono dimenticato di offrirgli il caffè. Nuovo test, risoluzione 2.7 a 50 fotogrammi al secondo. Tanto dopo li metto a 30 o a 25 quando è ora di esportare. No, 30. Luminosità automatica, sto muovendo con la mano e vediamo, e c'è buio chiaro. Dai, ma che ho voglia di lavare i piatti, cioè, lavatevi da soli, porca troia. Questo ragazzo un po' così, un po' difettato, mamma mia. Oggi sono da farmi la TAC, cazzo, 82 euro di TAC, neanche non mi hanno limonato, cioè proprio così, senza niente. Vabbè dai, ho un quadro di valore da appendere in camper. Ascolta, niente, io il mio problema è che non so se l'ho già detto, cazzo, questo fatto di non ricordarsi mai le cose che dico o non dico, perché i video li faccio a spezzoni, no? Di giorno in giorno. Cosa succede? Io ho un mega dente del giudizio interno, ovviamente, messo in orizzontale, ovviamente, ma il problema è che è tra il nervo faciale e un altro dente. Quindi diciamo il dentista si è tirato indietro, ha detto guarda non posso prendermi la responsabilità di operarti perché se ti si tocca il nervo facciale rimani con la faccia paralizzata, me coglioni. E allora niente, adesso manderanno l'attacco a un altro dentista che è un primario e qua e là e se questo non vuole operarmi, neanche questo, manderanno in un ospedale a Treviso. Ecco, è già arrivato l'elicottero. Che porca puttana, mentre facevo l'attack, cicce le tipe, molto cicce da dire, ma a parte quello, praticamente mi avevano messo una fascia che mi teneva ferma la testa e io non so quale cosa mi è scattata nel cervello, mi è venuto un attacco di panico incredibile, cioè non ce la facevo e si dirai ma è schizzato questo, ma può essere. E alla fine niente, mi hanno tolto solo la fascia e la testa e tutto a posto, sono stato fermo immobile, ho fatto l'attacco e tutto quanto. Io con quella fascia in testa assolutamente no, che mi teneva bloccata ferma la testa, no? Quella mi veniva a tirargli un pugno. Ciao con le camperiste che ogni tanto ci vogliono, questa notte si è mezzo ghiacciato il gas, ma è strano perché eravamo a -2, a parte che vabbè il gas quella zona è quel che è, ma secondo me è successo, magari sbaglio, cioè non prendere per oro colato quello che io dico, sono solo supposizioni, no? Secondo me è perché ero in riserva, dopodiché ho fatto una stazione lì dove ero il pieno e la stufa è andata. Cosa succede? Il fornelletto non partiva, quello per cucinare, no? Allora spegnendo la stufa partiva e la stufa stava al minimo, cioè come gli arrivasse poco gas a tutto, hai capito? E vabbè, adesso sta andando, che c'ho io il gas buono, lo trovo a San Daniele, che è distante San Daniele del Friuli da qua, e lì ero arrivato a -15 gradi, tranquillo, perfetto, andava tutto. C'ho il webasto, devo montare, accidenti. Ho trovato chi lo monta qua, e però niente, prenderò una macchina a noleggio per quei giorni che sta lì a montare il webasto
e niente, andrò a dormire da mia nonna, che per fortuna dove mi sono diciamo trasferito a vivere col camper non sono distante dalla vecchia casa, è tipo una ventina di chilometri, no? Quindi vedi alla fine e questo è anche vedi, non solo la preparazione che volevo fare, ma anche quando dicevo il test da fare al camper. Hai visto, una volta è partita la stufa, una volta il frigo, i pannelli alla fine non bastano, bisogna aggiungere pannelli. E la stufa poi ho visto che col vento forte o col gas non buono resti a piedi, allora metti il webasto, che sono anche da soldi, cioè voglio dire, quindi tante robette. E comunque guarda, qua il camper, lui è praticamente finito, manca solo i pannelli, che ne prenderò due, e il webasto. Sì, la spesa è molto grande di tutto quanto, però insomma si fa, tanto prima o dopo devo farla. E poi niente, il mio progetto c'è di mettere via due soldini, tipo un 7.000 euro per andare via tranquillo, no? Adesso dopo quelle robe spese non dovrei averne più, cioè ho comprato il male io qua, cioè tutto di tutto, la roba da vestire, agli accessori per la casa, non mi manca veramente niente. Forse lo spremiagrumi, però va bene. Comunque ragazzo, che figata vivere in camper, veramente, tanto il mio sogno comunque era la casetta piccolina, l'ho sempre detto. Certo, ho dovuto scendere a compromessi, nel senso, compromessi, bella roba, nel senso che, chiaro, è più piccolo della mia casetta che sognavo, che era 4 metri per 5 per capirci, e poi nella casetta che sognavo era tutto in pietra, legno pesante, massiccio, e il caminetto, ovvio che in camper non puoi, soprattutto con 1.900 come il mio, e il caminetto, chiaro, vai col caminetto in camper. Mi sento veramente a casa da quando ho messo il linoleum color parquet. Adesso veramente è tutta un'altra. Per carità, ancora qualche piccolo ritocchino, ho tolto i pannelli lì da cambiare al posto della carta adesiva color legno. Sono cazzate, vabbè. Però veramente figata, figata. Strano, figata. Bello. Poi i lavoretti, bene o male, ce ne sono sempre da fare, come in una casa, no? Giustamente, quando tu ci tieni e te la vuoi far personalizzata, però è chiaro che è tutto limitato anche in senso economico, insomma, cosa vuoi spendere? Cioè, c'è poca roba da fare, no? E io adesso una delle prossime cose sono i sedili alla dinette, devo prendere della gomma piuma più dura, perché questa è troppo morbida, sbatti il culo nel legno, e soprattutto la rifaccio le dimensioni che dico io, perché questa è troppo larga, sborda troppo, e il tessuto da trovare. Io pensavo una stoffa messicana, tipo le coperte messicane, però sì, è da trovare. Una volta trovata quella la prendo e poi faccio fare la gomma piuma, diciamo, alla fine, perché sì, è anche più leggera, prendo una gomma piuma più dura e via. Vero che ho tolto un casino di roba, però è vero anche che cavolo, dopo la roba anche ti serve, cioè non che puoi rinunciare a certe cose, cioè si puoi, però insomma hai capito, ho raggiunto quella specie di equilibrio che cercavo, no? Di avere l'essenziale ed il comodo, un po' il tutto, cioè non avere il superfluo, ecco. Ma cosa c'entra? Cioè, tu inizi così a parlare dei pesi della roba del camper, cioè, senza prima aver introdotto il discorso, no? Per gli appassionati di videomontaggi, diciamo, a chi può interessare, adesso sto registrando in 2.7K, che è una qualità superiore al 1080 e inferiore al 4K. In giro, quando mi ero informato da solo, trovavi tutti che dicevano: ma cosa c'entra il 4K, cioè perché devi usare il 4K se poi i monitor ti fanno vedere in 1080. Poi ho usato un po' l'intelligenza in stile gandiano, della serie fai gli esperimenti da solo, arrivaci da solo nelle cose. Ho provato e effettivamente in certi video, tipo quando riprendi l'erba o soprattutto le foglie degli alberi, registrare in 4K ti registra tantissimi più dettagli, anche se dopo poi lo esporti a 1080, quello non c'entra, quella è la dimensione, è la grandezza del video, no? Ma so che può sembrare un discorso un po' contorto, ma è così, tu prova. 4K non la uso perché mi rallenta troppo il surface, cioè è frustrante dopo montare i video tutto a scattoni, non mi piace. 1080 andava liscio come l'olio, adesso vediamo il 4.7 che è la via di mezzo, insomma. Sì, no, Yuri, non per rompere sempre le palle, però è il 2.7, non il 4.7, 2.7K. No, così. In più il 4K con la GoPro 4
ti andava a 25 fotogrammi al secondo, che vanno benissimo per quando parli, tipo ora siamo a 25, ma non vanno bene se usi lo stabilizzatore, il drone o sei in movimento, in bicicletta, hai capito? Vedi ogni tanto quel scattino che non è bello. Oh, ti devo consigliare un'app zingana. Allora, è per Android, non so se c'è anche per l'iPhone, comunque si chiama Wi-Fi Map, adesso ho qua le icone piccolissime, comunque vedi è un cerchio con dentro un altro blu, con dentro un altro cerchio nero e un simbolo del Wi-Fi giallo. È questo qui, eccolo qua, vedi che lo vedi più grande. Questa app, io ho preso la versione Pro che sbloccava più funzioni perché meritava. Vedi, in base a dove sei, ti dà tutti i Wi-Fi, ma non è quello. Il fatto è che ti dà le password, cioè capisci? È una figata assurda, guarda qua. Password, in più tu clicchi e ti così e ti copia in memoria la password, la incolli e via, no? Puoi far partire il navigatore per arrivare al punto del wifi e tutto quanto, è una cavolo di strafigata questa cosa, eh?